A me non interessa né destra né sinistra, perché a mio parere sono due facce della stessa medaglia. Io riporto quello che vedo, è una cosa spaventosa. L'avvocato Galletti, che ha detto che qua sta diventando come Scampia, mi dispiace contraddirlo, ma qua sta diventando forse peggio di Scampia. Una serie di segnalazioni sono state raccolte dal consigliere comunale di opposizione Antonio Pittioni, che ne ha parlato sul suo account Facebook. Il tutto sarebbe accaduto lunedì sera in viale 23 marzo con il conducente di un autobus costretto a fermare il mezzo a far scendere alcuni passeggeri a causa di una violenta lite a bordo. Segnalazione avvalorata dal racconto del nostro telespettatore Nevio. Transitavo con la mia bicicletta proprio in questo punto e mi sono fermato su quell'angolo lì e vedo arrivare un autobus che frena a colpo, sento lo stridio dei freni, mi giro verso l'altra parte della strada e vedo tutto un sacco di gente dentro che si muove. Io pensavo a una festa, cioè, e a un certo punto l'autista ha aperto le porte. Saranno scesi una quarantina di persone, di ragazzi afghani, pakistani. Tutti sull'autobus o qualcuno anche fuori? Tutti sull'autobus, poi si è unito qualcuno che era nelle vicinanze qua. La rissa è proseguita sulla via pubblica, dove i coinvolti avrebbero utilizzato sassi e bottiglie di vetro prelevati dai rifiuti come armi. Un anziano di passaggio in bicicletta sarebbe stato anche colpito e l'amico Nevio sfiorato da un vetro. Ne parla ancora in uno stato di agitazione. E cominciano a picchiarsi, a darsi botte, ma da orbi, una cosa impressionante. Poi a un certo punto una decina di loro viene da questa parte, prendono le bottiglie di birra, quello che sono, conoscono la differenziata, prendono le bottiglie e cominciano a tirarsi le bottiglie fra di loro. Siccome uno di loro forse ha capito male, pensava che io fossi uno che si faceva gli affari loro perché mi ha visto lì, mi ha lanciato una bottiglia di birra che mi ha sfiorato 2 millimetri. Se mi prendeva nell'occhio mi spapolava l'occhio. Questo signore qua è stato colpito da una bottiglia, da un porfido alla gamba, non a, ringraziando Dio, solo di striscio. Le pattuglie poi sono giunte sul posto successivamente alla segnalazione quando le persone coinvolte si erano già allontanate, la maggior parte dirette alla Cavarzerani, come ci ha spiegato sempre sui nostri schermi lo stesso Nevio. Li ho seguiti perché ero in bicicletta e ho voluto vedere, ho seguito in particolar modo quello che mi aveva tirato la bottiglia. Li ho seguiti fino alla Cavarzerani e sono entrati a gruppi di 5, 6, 10 di loro, sono entrati nella Cavarzerani, di quei 40-50 che ho visto qua, un buon 30 di loro sono entrati alla Cavarzerani e c'è un'escalation che è pericolosa, ecco.